I gruppi politici e civici che oggi compongono la coalizione hanno avanzato in modo unitario e convinto la proposta di candidatura a sindaco di Siculiana di Santino Lucia, riconoscendone il profilo di equilibrio, competenza e capacità di unire sensibilità diverse. La scelta è maturata al termine di un confronto serio e costruttivo tra le varie componenti, accomunate dalla volontà di costruire un progetto amministrativo credibile e orientato al futuro. Dopo un'attenta riflessione e un dialogo approfondito con le forze coinvolte, Santino Lucia ha sciolto la riserva accettando la candidatura per senso di responsabilità e per amore verso la comunità di Siculiana. A sostenerlo si è formata un'ampia alleanza coesa e rappresentativa del territorio. Ne fanno parte il gruppo guidato dal consigliere comunale Davide Lauricella, dall'ex sindaco Leonardo Lauricella, il gruppo dell'ex sindaco Giuseppe Sinaguglia, garanzia di visione amministrativa e conoscenza delle dinamiche comunali, i gruppi politici di Vincenzo Modicamore, espressione delle nuove istanze civiche e sociali, e quelli facenti capo a Salvatore Guarraci e Marco Bonsignore e Domenico Marsala, già ex assessori. Si tratta di un progetto che unisce esperienza, rinnovamento, radicamento nel territorio e apertura al cambiamento. Le diverse componenti hanno scelto di mettere da parte ambizioni personali per costruire una squadra compatta, determinata a lavorare per una Siculiana più efficiente, più trasparente, più pulita e più attrattiva dal punto di vista turistico. Un vero patto con i cittadini di Siculiana, fondata su responsabilità, concretezza e visione, con l'obiettivo di restituire alla città il ruolo che merita nel panorama provinciale e regionale.